Il presidente della regione siciliana Renato Schifani è giunto oggi a Niscemi, ha effettuato un sopralluogo nella zona della frana che ha interessato una parte del paese, partecipando a una riunione del centro operativo comunale per fare il punto sui danni causati alla popolazione dagli smottamenti del terreno e sugli interventi da mettere in atto a sostegno delle tante famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. All'incontro presenti tra gli altri il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Siciliano, il dirigente della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, il prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina, l'assessore alla salute Daniela Faraoni, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, soggetto attuatore della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico Sergio Tuminello e il segretario generale dell'autorità di bacino Leonardo Santoro. Sarò brevissimo, soltanto comunicazioni, abbiamo fatto un'importante riunione. È chiaro che è una situazione grave, dinamica, non è un terremoto dove avviene e poi si ricostruisce, questa è una situazione critica in evoluzione, per cui è giusta la indicazione dei 150 metri di sicurezza, poi si verificherà se ridurla o meno, però è evidente che c'è tanta gente che non tornerà più in quelle abitazioni e non può più tornare. Si sono fatte analisi sull'aspetto dell'assistenza sanitaria che viene garantita, abbiamo fatto degli incontri, stiamo sollecitando il riaggancio del gas che manca, naturalmente si potenzieranno le squadre dedicate a questa attività, le abbiamo fatto chiamare. Per quanto riguarda poi la questione della ripopolazione di chi perderà la casa, ci stiamo facendo carico di realizzare un programma di ricollocazione a spese naturalmente pubbliche di nuovi alloggi, alcuni nuovi in via di fatto sostanzialmente, altri trasferimenti in alloggi già esistenti, ma comunque c'è un piano che prevede di dare garanzia a tutti coloro i quali non potranno rientrare nelle loro abitazioni di poter avere una nuova abitazione. Questo è l'impegno della Regione, io come commissario straordinario nominato ieri e al cui all'interno di questo provvedimento c'è anche la crisi di Niscemi, ma a prescindere da questo sarei stato qui per dare vicinanza alla popolazione, ma anche dare assicurazione che chi perde la casa non rimarrà senza casa e certamente sarà salvaguardato. Grazie e buon lavoro.